Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i nostri titoli. Al via oggi il processo con rito abbreviato che vede imputati il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e il suo ex autista Roberto Marino. Galvagno è accusato di corruzione, peculato e falso ideologico. L'Assemblea regionale siciliana e la Regione chiedono di costituirsi parte civile. Il giudice rinvia l'udienza al 18 giugno. A Siracusa rissa tra due bande di giovani di origine tunisina in piazza Santa Lucia. Un giovane viene trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I con una profonda ferita al torace. Dopo un intervento chirurgico è ricoverato in rianimazione. A Palermo c'è una faida legata al mondo del traffico della droga dietro gli agguati della banda del Kalashnikov. È la pista seguita dagli investigatori che hanno fermato i 3 presunti responsabili dell'ultima sparatoria avvenuta all'interno del mercato di via Montalbo e che ha portato al ferimento di 2 persone, tra cui una passante. Catania ha lasciato l'ospedale. Il 27enne marocchino accoltellato in piazza Currò. Resta il giallo sul movente. Al vaglio degli investigatori le immagini girate da una telecamera presente sulla scena del crimine. Sempre più vicina alla privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso, pubblicato il bando che apre le porte agli azionisti che acquisiranno la quota di maggioranza della società. Dopo la laurea, una parentesi al nord, una ragazza di Palazzolo a Creide è tornata in Sicilia con un'idea molto originale. Ha avviato una raccolta fondi per rilevare un'attività e aprire un bar nel borgo dove è cresciuta. Calcio, alla vigilia del ritiro a Veronello parla Mimmo Toscano. Il tecnico rossazzurro annuncia 2 amichevoli e aggiunge: per noi i play-off sono già iniziati. Bentrovati, in apertura lo avete sentito oggi la prima udienza del processo con rito abbreviato che vede imputato per corruzione, peculato e falso ideologico il presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno. Il giudice ha aggiornato l'udienza al 18 giugno. Il Parlamento siciliano e la stessa regione si sono costituiti parte civile. Sentiamo Manlio Viola. Anche l'Assemblea regionale siciliana e la stessa regione siciliana saranno parte civile nel processo che vede imputato il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Le 2 istituzioni hanno presentato oggi istanza di costituzione. È iniziato così ed è stato subito rinviato il processo per corruzione, peculato e truffa a Galvagno, presidente dell'ARS ed esponente di Fratelli d'Italia, e al suo ex autista Roberto Marino. I 2 hanno chiesto il rito diretto, mentre altri 4 imputati, fra cui l'ex portavoce di Galvagno, Sabrina De Capitani, hanno scelto il rito ordinario e compariranno in settimana davanti al GIP per la richiesta di rinvio a giudizio. Una sola l'ipotesi di corruzione della quale deve rispondere Galvagno. Sono cadute infatti le accuse su altri 2 episodi. Ben 60 invece gli episodi di presunto peculato riguardanti l'uso dell'auto blu. L'autista Roberto Marino deve anche rispondere di truffa per aver incassato 19.000 euro di missioni controfirmate da Galvagno ma irregolari secondo la procura. Per il peculato la difesa si basa sulla definizione dell'auto blu del presidente. Per la procura si tratta di auto di servizio, mentre per la difesa di auto di rappresentanza, e questo renderebbe legittimo l'uso considerato improprio. Per la corruzione, in altro filone processuale, ci sono l'ex portavoce di Galvagno, come detto Sabrina De Capitani, ma anche il manager Alessandro Alessi e Marianna Amato, oltre all'imprenditrice Marcella Cannariato. Quest'ultima nei giorni scorsi è già stata condannata a 2 anni e mezzo con il rito abbreviato in un processo gemello, quello per i contributi dell'assessorato al turismo. In quella udienza è scattato anche il rinvio a giudizio dell'assessore regionale Elvira Amata, altro esponente di Fratelli d'Italia. Dopo la costituzione delle parti, il giudice ha aggiornato l'udienza al prossimo 18 giugno, data nella quale si pronuncerà sull'ammissione delle parti civili e sulla lista di documenti e testimoni presentate da accusa e difesa. E adesso la cronaca a Siracusa, una maxi rissa tra bande rivali, 3 i feriti di cui 1 è grave. Adelaide Barbagallo. Si aggrava il bilancio della maxi rissa che sabato sera ha trasformato piazza Santa Lucia a Siracusa in un campo di battaglia. 3 i feriti finiti in ospedale, di cui 1 gravissimo. Arrivato al pronto soccorso dell'Umberto I con una profonda ferita da taglio al torace, dopo un intervento chirurgico si trova adesso ricoverato in rianimazione. Un altro giovane si è presentato in ospedale con costole fratturate e una lesione polmonare causata dai traumi. In ospedale anche un terzo giovane, ma solo con ferite lievi. Un'esplosione di violenza brutale
ospedale che ha chiesto l'intervento massiccio dei carabinieri, scoppiata poco dopo le 19. A fronteggiarsi sono state due bande rivali di giovani di origine tunisina. Ma oltre il bollettino medico resta il tema sicurezza. I residenti parlano di una bomba a orologeria fatta di mancata integrazione e abuso di alcol. Il problema dell'ubriachezza molesta è stato segnalato nei mesi scorsi anche in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. C'è una faida legata al mondo del traffico di droga dietro le sparatorie dell'ultimo mese avvenute a Palermo. Lo pensano gli investigatori che hanno fermato per tentato omicidio i 3 presunti responsabili dell'ultima sparatoria, quella avvenuta all'interno del mercato di via Montalbo e che ha portato al ferimento di 2 persone, una delle quali era una semplice passante. Sentiamo. Contrasti nati nell'ambito del traffico di droga e forse anche debiti maturati fra diversi gruppi criminali. Ci sarebbe questo alla base della sparatoria di via Montalbo a Palermo che il pomeriggio del 30 aprile scorso ha portato al ferimento ad una coscia di Danilo Dignoti, bersaglio degli aggressori, e al ferimento anche di una donna di 67 anni, una passante che si stava recando alla vicina macelleria. Gli aggressori sarebbero 3, Giovanni e Salvatore Gioè di 21 e 29 anni e Rosario Sposito di 28. A bordo del ciclomotore dal quale sono partiti i colpi d'arma da fuoco, secondo gli inquirenti c'erano Sposito e Giovanni Gioè, ma anche Salvatore avrebbe partecipato facendo da palo e informando sugli spostamenti di Dignoti. La sparatoria sarebbe la risposta a un altro evento della notte precedente avvenuto a distanza di 1 chilometro poco meno in via Don Minzoni. Una trentina di colpi di Kalashnikov vennero sparati nella notte fra il 29 e il 30 aprile contro la casa e l'auto dei fratelli Gioè. Gli inquirenti hanno ricostruito gli eventi molto velocemente grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza. Tutti i protagonisti di questa vicenda infatti sono noti alle forze dell'ordine e sono stati facilmente riconosciuti. I 3 sono stati fermati fra il 1 maggio e ieri mattina, ma le indagini continuano. Gli episodi potrebbero ricollegarsi anche ad altre sparatorie avvenute ad aprile. A farlo ipotizzare è l'arma usata in via Don Minzoni, un Kalashnikov, probabilmente la stessa usata in 4 raid fra i quartieri San Lorenzo, Tommaso Natale e l'area della Fiera. Tutti i quartieri ricadenti nel mandamento mafioso di Resuttana San Lorenzo, un'escalation di violenza che preoccupa e che potrebbe ulteriormente degenerare. A Catania ha messo la firma e ha lasciato l'ospedale il 27enne marocchino che è stato accoltellato in piazza Currò. Resta il giallo del movente, ma c'è una telecamera che è installata sulla scena del crimine che potrebbe aiutare gli inquirenti. Sentiamo Tonino De Mano. Dopo le prime cure per ferite all'addome e in testa ha messo firma lasciando quindi l'ospedale, il San Marco di Catania, dove era stato accompagnato da un'ambulanza del 118 in seguito ad un'aggressione avvenuta in piazza Currò, in pieno centro storico. Resta il giallo sull'accoltellamento di un uomo di 27 anni di nazionalità marocchina colpito con diversi fendenti all'addome e alle braccia, forse nel tentativo di difendersi. Pare che al momento dei fatti l'uomo fosse in stato di ebbrezza. In ogni caso chi ha inflitto le coltellate, forse durante una breve colluttazione, potrebbe essere stato inquadrato dalla telecamera che vedete, visto che i filmati sono già stati acquisiti dalla polizia. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un passante che ha notato l'uomo riverso sul marciapiede, tra l'altro pieno di bicchieri e bottiglie di vetro. Pare che la vittima frequentasse la zona da tempo. Secondo gli agenti sembra che si tratti di una persona molesta che potrebbe aver infastidito qualcuno, anche se non è certo che sia stato colpito sullo stesso luogo del ritrovamento. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Una ragazza siciliana, Sirin Jasiri, di 27 anni, nata a Palermo e residente a Ravenna, è tra le 2 vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Forlì. Nello schianto ha perso la vita anche una 23enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto guidata da Angelica Romualdi è finita contro un albero dopo un testa-coda. I carabinieri scoprono una bisca clandestina a Randazzo. 9 persone denunciate per gioco d'azzardo e elevate multe per 50.000 euro. 3 terminali connessi a siti di gioco illegali e 8 persone che sedevano attorno a un tavolo verde pieno di fiche. Visita inaspettata dei carabinieri che a Randazzo hanno fatto irruzione in un circolo privato gestito da un 61enne di riposto già noto alle forze dell'ordine. Nel corso dell'ispezione eseguita dai carabinieri, dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono emerse una serie di irregolarità. Nel gruppetto di persone sorprese a giocare a poker, per esempio, l'attenzione dei carabinieri si è concentrata su un 49
39enne seduto in posizione centrale al tavolo, presumibilmente con il ruolo di mazziere, che disponeva di fiche sul tavolo e sotto il tavolo. Addosso aveva 3.700 euro. Tutti sono stati denunciati per gioco d'azzardo. Sequestrato anche un telecomando che veniva utilizzato per spegnere 3 terminali, poi risultati connessi a siti di gioco illegali. Complessivamente sono state elevate multe per 50.000 euro. E c'è una notizia dell'ultima ora, l'anello di Michele Greco, il Papa, storico padrino di Cosa Nostra, tornerà in famiglia e in particolare al nipote Leandro, che sta scontando in carcere una condanna a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Palermo, che hanno restituito l'oggetto in oro con le iniziali appunto MG a Leandro Greco, a cui era stato sequestrato nel corso delle indagini che hanno portato al suo arresto. Oltre al gioiello gli furono sequestrate imprese nel settore della ristorazione e vendita di prodotti agricoli, in più un laboratorio artigianale, 12 rapporti bancari e altre cose. Ci fermiamo qui e andiamo avanti invece con le carceri siciliane, che sono sempre più in sofferenza e in emergenza. Le ultime aggressioni agli agenti penitenziari e il sovraffollamento rendono ancora più grave questa situazione. Il garante regionale dei detenuti dice è una polveriera pronta ad esplodere. Giusy Lazzara. Da Palermo a Catania fino a Messina e Siracusa non c'è pace nelle carceri siciliane, che vivono in uno stato di allerta perenne da anni. La situazione si complica, gli ultimi episodi con agenti penitenziari aggrediti, genitori che portano la droga ai figli durante il colloquio, è accaduto al Pagliarelli di Palermo. Detenuti trovati morti dentro le celle, malati psichiatrici non curati. È come una bomba innescata che in qualunque momento può esplodere. È una polverina nella misura in cui non si riesce ad arginare questo fenomeno, perché non è solamente la droga che entra nelle carceri, sono i telefonini, perché c'è poi sicuramente una disfunzione, qualche cosa che non va, con tutta la buona volontà. Il sottodimensionamento degli organici di polizia penitenziaria non può intervenire, è lo Stato che va a incidere su questo momento di difficoltà. Pesa anche l'assistenza sanitaria dentro il carcere, un sostegno soprattutto per i malati psichiatrici. Il settore della psichiatria è in ginocchio nelle carceri, perché chi veramente è affetto da queste patologie psichiatriche, a mio avviso, non dovrebbe stare nelle carceri. Altra questione che si trascina da anni riguarda l'edilizia carceraria, che prevede nuove strutture. E adesso cambiamo argomento e parliamo dello Stromboli, un'attività di spattering che alimenta con intensità variabile un'attività effusiva da tracimazione lavica è presente nell'area craterica nord del vulcano. Il fronte più avanzato della colata si attesta al momento nella parte medio-alta della sciara del fuoco, e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. Prosegue l'attività stromboliana in entrambe le aree crateriche, nord e centro-sud. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all'interno della fascia dei valori alti. E adesso invece parliamo di aeroporti, perché entra nella fase cruciale la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso, pubblicato il bando che apre le porte ai privati. Il futuro di Fontanarossa è una svolta. La SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, ha ufficialmente aperto le porte ai privati con l'avvio formale della raccolta di manifestazioni di interesse per la cessione di almeno il 51% del proprio capitale sociale. Una mossa che segna il passaggio della maggioranza della società dalle mani pubbliche a quelle di un operatore economico privato. L'avviso è rivolto a player nazionali e internazionali che potranno presentarsi singolarmente o in cordata. I requisiti sono stringenti. Oltre alla solidità finanziaria, i candidati dovranno dimostrare una comprovata esperienza nella gestione aeroportuale. L'obiettivo dichiarato è quello di trovare un partner strategico capace di investire e rendere i due poli siciliani ancora più competitivi nel panorama globale. La privatizzazione punta a potenziare le infrastrutture e i servizi, sostenendo il trend di crescita che negli ultimi anni ha visto lo scalo di Fontanarossa battere record di passeggeri. La documentazione
l'autorizzazione dovrà pervenire secondo le modalità indicate nel bando pubblico entro il 3 giugno 2026. E adesso vi raccontiamo la storia di una ragazza, una siciliana che dopo la laurea, una parentesi al nord, lei è originaria di Palazzolo Acreide, è tornata in Sicilia con un'idea molto originale, cioè ha avviato una raccolta fondi per rilevare un'attività e aprire un bar in quel borgo dove è cresciuta. L'ha incontrata per noi Francesca Loi. Ho fatto un bel giro, sono partita dagli Stati Uniti, poi Bologna, l'Austria, Danimarca, Milano, per poi tornare a casa perché alla fine casa richiama sempre. Lasciare il nord con direzione casa. Chiara ha deciso di scommettere sulla sua terra di origine, la Sicilia. A Palazzolo Acreide, nel siracusano, ha aperto un locale, o meglio, come preferisce chiamarlo, un manifesto. Perché in realtà questo progetto ha portato a tanta condivisione e a tanta collaborazione, tanti giovani che si sono sentiti coinvolti sin dall'inizio in un progetto di rinascita di un posto in un piccolo borgo. 29 anni, laureata in economia ambientale, non è riuscita a restare lontano dal borgo che l'ha vista crescere. E così ha fatto di tutto per lavorare qui. L'obiettivo di adesso è togliere tutta quanta la vernice. Sono venute persone da tutta la Sicilia, ore e ore di macchina per venirmi ad aiutare. Ma prima di tutto ciò, impresa non da poco, è stata a rilevare l'attività. Con il crowdfunding è riuscita a raccogliere 30.000 euro da ben 869 donatori. Da qui il nome del locale. Gli 869 sostenitori hanno poi votato il nome che preferivano e hanno votato 869. Borghi come questo continuano a spopolarsi, un esodo che porta tanti giovani a lasciare il sud in cerca di lavoro. Con un po' di buona volontà e un pizzico di fortuna, però, restare non è del tutto impossibile. E non dare neanche una chance ai nostri luoghi d'origine o comunque al sud in generale, secondo me è una partita persa in partenza. E adesso andiamo a Mister Bianco nella Catanese dove l'inclusione si trasforma in musica. Ha presentato se mi ascolti so parlare, un videoclip che dà voce all'empatia ed è dedicato a chi è affetto da autismo e spesso comunica in modi diversi. Sentiamo Desiree Ferlito. Non solo voti e banchi vuoti, a Mister Bianco la scuola cambia linguaggio e trasforma l'inclusione in arte, con un videoclip capace di parlare a tutti. Succede alla scuola media Leonardo da Vinci, dove un gruppo di docenti e studenti ha deciso di raccontare l'empatia in modo diverso. Non una lezione, ma un vero prodotto cinematografico. Si intitola Se mi ascolti so parlare. Una frase sbagliata che vuoi cancellare, non sono tu no, sei tu che fai rumore, pretendi il mio silenzio, ma non ascolti il cuore. Un progetto nato dalla passione degli insegnanti, tra cui il docente e compositore Fabio Agosta, che ha scritto il brano, e Giovanna Pitrè la sceneggiatura, sostenuti dalla dirigente scolastica Caterina Lofaro. E i suoni sono spari, la tua normalità non mi fa respirare. Abbiamo presentato il brano Se mi ascolti so parlare, realizzato in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. È stata un'esperienza bellissima sia per i ragazzi che per noi docenti. Banchi colorati sulla spiaggia e metafore visive sulla fragilità e sui sensi. Un racconto potente costruito insieme ai ragazzi che ci hanno messo volto ed emozioni. Un messaggio che va oltre la scuola. Se mi ascolti so parlare diventa un invito universale ad ascoltare chi spesso si sente invisibile tra i corridoi di un istituto, ma anche nella vita di tutti i giorni. Se il mondo non mi ascolta non vuol dire che io non so parlare, un progetto che dimostra come la scuola può diventare voce, immagine e futuro. Prova tu con la musica che ti esplode nella testa. Ad Agrigento e nel Ragusano invece si accendono i riflettori sull'assistenza ai pazienti diabetici. Le associazioni denunciano una rete frammentata e carenze organizzative, soprattutto nella presa in carico dei casi più delicati e in età pediatrica. Davide Sardo.
Sanità sotto pressione in Sicilia, diabete senza una rete assistenziale adeguata. Ad Agrigento l'associazione Giovani Diabetici denuncia percorsi frammentati e carenza di assistenza, soprattutto per chi scopre la malattia. Esistono ambulatori per i casi più complessi e per i bambini, ma per molti adulti all'esordio del diabete l'assistenza è discontinua e poco coordinata. Una volta recatisi in ospedale vengono abbandonati a se stessi perché non c'è un'unità che li possa accogliere e formare da un punto di vista della terapia, dal punto di vista della patologia, della nutrizione e di tutto ciò che riguarda appunto la patologia del diabete. Queste persone si trovano abbandonate a se stesse e sono costrette a cercare aiuto presso i diabetologi del territorio. Nel Ragusano le difficoltà riguardano soprattutto il diabete tipo 1 in età pediatrica. Il centro satellite di diabetologia pediatrica di Vittoria è infatti in sofferenza di organico. Mancano diverse figure specialistiche e l'attività è spesso rallentata dalla dipendenza organizzativa del reparto di pediatria senza piena autonomia gestionale. Le associazioni chiedono ora interventi urgenti per una rete diabetologica più strutturata ed efficiente. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, la Serie C. Questo pomeriggio la conferenza stampa di Mimmo Toscano, allenatore della Catania, alla vigilia della partenza per il ritiro a Veronello. Vi aspetto tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Da domani il Catania sarà in ritiro a Veronello, un'amichevole già programmata e forse una seconda domenica prima della partenza. Ha parlato l'allenatore rossazzurro Mimmo Toscano in conferenza stampa, dove è andato per noi Marco Carli. Poco prima della partenza per Veronello, che avverrà nella giornata di martedì per il ritiro, e a circa 15 giorni dall'inizio dei play-off, parla Toscano e dice: per me i play-off sono già cominciati. Sentiamolo. Già dalla settimana scorsa io ho detto ai ragazzi: i nostri play-off sono già iniziati, perché devi arrivarci nel modo migliore sotto tutti i punti di vista. Devi preparare nei minimi dettagli questo appuntamento. Per questo motivo noi andiamo, da domani partiamo in ritiro, perché quando devi curare tutti i dettagli e tutti i particolari che in una partita o in un torneo così di partite ravvicinate sono fondamentali, devi stare dentro al lavoro 24 ore su 24. Il recupero degli infortunati sarà fatto in modo che porti anche molta precauzione, così ha detto Toscano, però poi si è sbilanciato. L'unico che potrebbe non riuscire ad esserci per il primo turno di playoff è Corbari, mentre si dovrebbe recuperare anche Rolfini. Dalla situazione anche degli infortunati, dal recupero graduale dei giocatori che ritornano in gruppo, dipenderanno anche le amichevoli. Sentiamo come le hanno programmate a Veronello, sempre dalle parole di Toscano. O mercoledì o giovedì abbiamo in programma un'amichevole. Per domenica, per la seconda amichevole, per questo il rischio non te lo devi prendere. Dobbiamo capire durante la settimana chi sarà disponibile, perché vogliamo fare 2 partite per dare minutaggio a tutti e 22-23. Se non riusciremo a recuperarli ci sarà qualche rischio per la seconda amichevole, la faremo tra di noi. Ci fermiamo, facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Prima di chiudere parliamo di alcuni controlli della polizia avvenuti in attività catanesi. Un ristorante di Viale Marco Polo, siamo sulla circonvallazione, è stato sanzionato per la mancata tracciabilità di 24 kg di pesce, 16 kg di latticini e 50 kg di agrumi, che poi sono stati donati in beneficenza a seguito delle verifiche sull'idoneità al consumo umano. E poi un secondo controllo invece ha interessato un
bar in piazza Viceré, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Queste criticità hanno determinato la sospensione del laboratorio di produzione alimentare e del locale adibito a deposito alimentare. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.